succedendo in Ucraina. Lei ha vissuto anche in Russia, ricordo che nel 2014 prese parola anche contro la guerra in Crimea. Qual è il sentimento dell'uomo Spalletti in questo momento? Il sentimento generale è che non conosco le cause che hanno portato a una situazione così drammatica, ma nessun motivo può essere valido poi per costringere delle persone a diventare profughi per il mondo e a rischiare di essere schiacciati dalle bombe e soprattutto quello che è la cosa che naturalmente poi pensandoci ti crea veramente disagio, pensare ai bambini che sono costretti a lasciare le loro camerette e si ritrovano poi scaraventati a dormire sotto i ponti e in giro per il mondo. Ecco, questa roba qui è una roba che naturalmente fa un po' pensare che non ci sia mai un motivo per fare una guerra, ecco. O perlomeno la vita delle persone è quella che assolutamente deve essere tutelata per prima.